Ciao a tutti, oggi facciamo la matriciana. Allora, per fare la matriciana ci servono guanciale, pecorino romano, dei pelati, sale, pepe, un po' di peperoncino, olio d'oliva e un po' di vino bianco. In realtà non è guanciale ma è pancetta perché io faccio pancetta, l'avevo già detto comunque. Ok, allora andiamo subito a buttare gli spaghetti nell'acqua salata. Ok, mescoliamo in modo che vadano tutti sotto. Ok, vediamo l'ora, perfetto. Allora, padella, olio d'oliva, aggiungiamo la pancetta che ho già tagliato precedentemente, circa 100 grammi. Andiamo un po' a dividerla. Non ne ha fame. Cosa c'è? Non è ora ancora, rilassati. Allora, poi io oggi userò dei pelati, ma potete usare anche la passata di pomodoro, indifferente. Allora, un attimo. Ok, tenete mescolata la pancetta, cercate di non bruciacchiarla. La pancetta deve praticamente diventare trasparente. Ok, a questo punto quando la pancetta sarà diventata trasparente, così giusto un po' scottata senza bruciacchiarsi, togliamo il tappo. A questo punto possiamo andare ad aggiungere i nostri pelati, che io ho tagliato in pezzi un po' più piccoli, perché solitamente i pelati di solito sono pomodori sirio, che sono un po' grandini, poi vi rimangono interi, non è bello. Li ho tagliati a metà con il coltello e basta. Ok, li mettiamo su così. Aggiungiamo un po' di sale fino, non esageriamo, poi aggiusteremo alla fine se ce n'è bisogno. Pepe nero, sempre poco. Ok. Un pizzico di peperoncino. Se avete un peperoncino fresco è anche meglio, ma in questo periodo non ci sono, almeno non a casa. Stessa cosa vale per i pomodori. Tra qualche mese, quando avremo i pomodori freschi nell'orto, potremo usare i nostri pomodori freschi. Ok, adesso aggiungiamo un po' di vino bianco, non tanto, non esagerare, coperchio, una mescolata. Copriamo, così, mescoliamo anche la pasta. Vediamo l'ora, circa 3-4 minuti ed è pronto. Intanto possiamo fare come al solito un brindisi. Il vino che vi consiglio è una Malvasia, in bianco naturalmente con la pasta, una Malvasia della nostra zona. Allora, teniamo d'occhio. Se vedete che
Se vedete che il sugo si sta un po' asciugando, potete aggiungere un po' di acqua o di brodo. Ancora qualche minuto per la pasta. Vediamo. Non credo. Ancora un attimo. Il bello di quando si cucinano i sughi è che ti rimane sempre un po' di tempo per bere un po' di vino. Allora, nel frattempo prepariamo tutta la pasta. Così. Bene, a questo punto il nostro sugo è praticamente pronto. Lo lasciamo comunque ancora un po' su. La pasta è pronta. Sì, la pasta è pronta, quindi andiamo a scolare la pasta. Evitando di scottarci possibilmente. Rimettiamo sul fuoco. Diamo una bella mescolata e facciamo saltare un po' gli spaghetti. Così. A questo punto aggiungiamo un po' di pecorino. Qui ci sono circa 40 grammi di pecorino. Non li metteremo tutti adesso. Ne lasceremo un po' per dopo per mettere sopra il piatto. A questo punto i nostri spaghetti sono pronti, quindi andiamo a prendere questo e prepariamo i nostri piatti. Così, mettiamone ancora un po'. Così, ancora un po' qui. Ok, adesso versiamo ancora un po' di pecorino sopra. Pecorino anche qui. Un po' di paprika dolce, solo per guarnire un po' il piatto. Ok, spaghetti alla matriciana pronti. Vi saluto, ciao.
Ciao, buona giornata.